Buonasera da Telefriuli, ben trovate l'edizione serale del nostro telegiornale. Omicidio colposo è l'ipotesi sulla quale sta lavorando la Procura di Udine, che ha aperto un fascicolo sulla morte del 18enne Lorenzo Parella, deceduto ieri in un'azienda a Pavia di Udine nel suo ultimo giorno di lavoro a Castions di Strada. Si piange intanto la seconda vittima in una settimana. La Procura di Udine ha aperto un procedimento per ipotesi di omicidio colposo a carico del legale rappresentante in qualità di datore di lavoro per la morte di Lorenzo Parelli, ragazzo di 18 anni travolto ieri pomeriggio da una putrella di ferro. Si tratta di un atto dovuto per la necessità da parte della Procura di svolgere così l'attività di accertamento per poter ricostruire la dinamica dell'infortunio mortale. Gli approfondimenti di indagine svolti dai carabinieri di Cervignano della Compagnia di Udine intervenuti assieme al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale sono volti a individuare eventuali e ulteriori profili di responsabilità anche a carico di altre figure aziendali. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, verrà disposta l'autopsia sul corpo di Lorenzo. Il ragazzo, che frequentava il 4º anno del corso di meccanica al Bearzi, si accingeva a concludere l'ultimo giorno di formazione. Il direttore dell'istituto salesiano Don Testone, che preferisce non parlare davanti ai microfoni, chiarisce comunque che non si trattava di un percorso scuola-lavoro ma di uno stage aziendale. Nel frattempo a Castions di Strada, piccolo comune di soli 3.500 abitanti, si piange in silenzio la seconda giovane vittima in appena una settimana dopo la morte di Federico Codarini sabato scorso mentre provava la sua moto da cross. I due abitavano a poco meno di 1 chilometro di distanza l'uno dall'altro e lo stesso Lorenzo aveva chiesto di partecipare al funerale di Federico che si sono svolti oggi. Il sindaco Ivan Petrucco all'ANSA riferisce che le lacrime sono finite perché non è possibile perdere 2 figli in giovanissima età. Non esistono parole per lenire il dolore di questi genitori. Non si può, concluso il primo cittadino, morire né in strada né soprattutto in uno stage per imparare un mestiere. Quasi 30 i morti sul lavoro in regione in meno di un anno. La CGIL dice basta a questa scia di sangue. Per il segretario regionale della CGIL, William Pezzetta, bisogna rivedere la formazione, in particolare i tirocini. William Pezzetta, una lunga scia di sangue ancora una volta con morti sul lavoro. Certo, una lunga scia di sangue, quest'ultimo infortunio mortale, tra l'altro lascia tutti profondamente addolorati e attoniti perché insomma un giovane di 18 anni è un qualcosa che segna, credo, la coscienza di tutti quanti noi. Avevate stimato, in base anche a dati reali, quanti morti ci sono stati nel 2021? Sì, è stato un anno purtroppo il 2021 con un grande numero nella nostra regione di morti, penso attorno ai 30 infortuni mortali, che è un numero molto alto per la nostra regione. Purtroppo questa ripartenza dopo i periodi di lockdown è una ripartenza che dal punto di vista della sicurezza non ha segnato l'inversione di tendenza, anzi si ha a volte l'impressione quasi che per recuperare il tempo perso insomma, si lavori senza tenere conto ovviamente di quello che sono la tutela della sicurezza, delle condizioni di lavoro. C'è stato invece un aumento fortissimo del precariato che secondo me c'è un legame sul tema della sicurezza. Tirocini forse da rivedere? Beh, noi come CGIL sosteniamo da sempre che l'alternanza scuola-lavoro, così com'è, che dovrebbe rappresentare un percorso solo educativo, di fatto non lo sia e che il modello vada rivisto, perché tante volte sono forme per lavorare a costi praticamente bassissimi per le aziende, per cui c'è qualcosa assolutamente per noi che va assolutamente rivisto. Ed è polemica proprio sui corsi di formazione agli studenti in azienda. L'Associazione Nazionale dei Presidi in una nota si dice sgomenta per la morte di Lorenzo Parelli. Allo stesso tempo, afferma il presidente Antonello Giannelli, intendiamo sottrarci al coro di chi chiede la soppressione di queste attività. Da sempre l'associazione chiede che nella scuola, in tutte le sue forme ed estensioni, sia garantita la sicurezza. Di contro, l'Unione degli Studenti chiede una risposta pronta da parte del ministro Bianchi e l'introduzione di uno statuto delle studentesse e degli studenti che tuteli i reali obiettivi formativi. Gli studenti, conclude la nota, non staranno più in silenzio. E come anticipavamo prima nel precedente servizio, si sono svolti oggi i funerali di Federico Codarini, l'altra giovane vittima di Castions di Strada.
voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Nel nome del Padre. La vita di Federico ha preso un'altra strada, si è diviso da noi. Ora prosegue la sua corsa con la sua moto verso il cielo. La nostra vita invece continua con i suoi sali scendi su questa terra. La vita di Federico è passata veloce, forse un po' troppo veloce, ma si è fatta sentire in tutta la sua potenza, nelle relazioni di amicizia che ha vissuto, nella pienezza di energia che ci metteva in tutte le cose che faceva, sempre pronto a dare una mano, ad aiutare in casa, in azienda, la mamma Silvia, il papà Claudio, sempre disponibile con gli amici, veloce anche ad organizzare i ritrovi nel pomeriggio per passare il tempo assieme, a ridere, scherzare, ascoltare musica. Federico era un ragazzo veloce che voleva, crescere in fretta, nel voler avere subito la moto, la sua grande passione fin da piccolo, per poter correre con i suoi amici per i campi di questa terra. Veloce e potente la sua vita. Nuovo record di contagi oggi in Friuli Venezia Giulia con 5.876 nuove positività, 8 sono stati decessi. Su 10.987 tamponi molecolari rilevati 1.538 nuovi casi, la percentuale di positività del 14%, 24.624 i test rapidi, dai quali sono stati rilevati 4.338 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva calano a 36, 30 sono non vaccinate. I pazienti in altri reparti sono 427, oltre 60.000 gli isolamenti attuali in regione. C'è comunque una buona notizia perché con il nuovo sistema sono stati processati i primi 1.200 certificati di guarigione riguardanti altrettanti cittadini, certificati che attestano la fine dell'isolamento per Covid. Rimangono però da sbloccare altre 45.000 posizioni. Nella sola prima giornata di avvio del nuovo sistema sono stati oltre 1.200 i certificati di guarigione inviati automaticamente dalle aziende sanitarie al Ministero riguardanti altrettanti cittadini in Friuli Venezia Giulia che attestano la fine del loro isolamento a seguito della contrazione del Covid. La procedura di svincolo automatico, spiega il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, è partita ieri pomeriggio e ha riguardato coloro che sono risultati negativi al test compiuto nel giorno precedente. Dei 1.232 certificati complessivi, 558 riguardano al territorio di competenza dell'azienda sanitaria del Friuli Orientale, 423 quelli dell'azienda del Friuli Centrale e infine 251 quelli dell'azienda Giuliana Isontina. A seguito di questo passaggio le persone riceveranno ora il Green Pass di guarigione dal Ministero della Salute, documento che sarà visibile assieme al certificato di guarigione sul fascicolo sanitario elettronico presente sulla piattaforma digitale sanitaria Sesamo. Sempre da ieri, aggiunge Riccardi, i certificati di guarigione verranno spediti giornalmente al Ministero con invii programmati 3 volte al giorno. Rimangono comunque circa 45.000 i certificati ancora da inviare. È di 3 feriti, dei quali uno in condizioni serie, il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 17 lungo la statale Pontebana nel comune di Fiume Veneto. Le cause sono al vaglio degli agenti della questura di Pordenone. Si sono scontrate frontalmente 2 auto con a bordo 3 giovani, coinvolta marginalmente una terza vettura. Sul posto i vigili del fuoco, 2 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in condizioni gravi. Il passeggero della Subaru, per estrarlo i pompieri hanno dovuto utilizzare i divaricatori, è stato poi trasportato a Udine. Questa mattina a Trieste si è aperto l'anno giudiziario, i timori sono legati alla situazione dei giovani relativamente ai quali i procedimenti sono aumentati in maniera importante. Una regione dove la criminalità organizzata non c'è, ma dove esiste un allarme che riguarda i giovanissimi. L'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di Appello di Trieste si è aperto con molte ombre e in particolare con molti dubbi sulla riforma della giustizia. Abbiamo necessità di fare riforme estremamente veloci e complesse per ragioni collegate ai fondi europei e alla pressione europea sulla giustizia italiana che non ci consentono di vedere il quadro complessivo. E quindi il rischio è che il focalizzarsi solo sull'abbattimento dell'arretrato porti a una giustizia, diciamo, di minore qualità o in cui la velocità è tutto, cosa che spesso non è compatibile con la tutela dei diritti. Sul fronte dei reati c'è stato un notevole incremento dei procedimenti civili a tutela dei minori, passati da 1.425 a oltre 1.762 ed il trend risulta in aumento. E questa situazione disagiata dovuta a 1.000
motivi, tra cui anche l'ultimo è stato quello della scuola a distanza, quindi non poter frequentare gli istituti scolastici, ha aggravato la loro posizione, la loro situazione psicologica, e questo ovviamente si ripercuote immediatamente anche in un aumento di aggressività. Riguardo invece i delitti di Trieste, il capo della procura Antonio De Nicolo parla di episodi sporadici, precisando che le indagini richiedono tempo. Non posso trascinare la Procura della Repubblica o le forze dell'ordine in una competizione con giallisti, tuttologi e vari personaggi che vogliono dire a loro. È giusto che l'opinione pubblica possa esercitarsi a chiedersi cos'è accaduto. Noi abbiamo il dovere del riservo fino a che non sappiamo veramente cos'è accaduto. In corso in queste ore ad Arcore un vertice relativo alle elezioni del Presidente della Repubblica. Il senatore Luca Ciriani si appella all'unità del centrodestra e sul caro energia chiede un nuovo scostamento di bilancio per aiutare le famiglie. Eleggere il nuovo Presidente della Repubblica partendo da un centrodestra unito e senza frizioni interne. Il presidente di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, in vista del voto di lunedì, si appella al buonsenso dei partiti, ma soprattutto alla condivisione di intenti. Fare 9 è praticamente impossibile, un po' per scaramanzia, un po' perché si tende a non bruciare persone che potrebbero essere candidate o candidabili. La posizione di Fratelli d'Italia è molto semplice e molto lineare. Noi siamo convinti che solo se il centrodestra rimarrà unito potrà giocare la carta di eleggere finalmente un presidente non di sinistra o non espressione del Partito Democratico. Intanto, per venire incontro alle necessità di famiglie ed imprese, visti gli aumenti vertiginosi dei costi energetici, Ciriani pensa ad un ulteriore scostamento di bilancio. Sarà la necessità, secondo me inevitabile, di un ulteriore scostamento di bilancio per finanziare i ristori alle imprese, alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda il caro bollette. E qui devo fare una nota polemica nei confronti del governo, perché è da ottobre e novembre che noi denunciamo il rischio di un'esplosione delle bollette tra gennaio e marzo 2022, cosa che è puntualmente avvenuta. I 100 anni della scuola mosaicisti di Spilimbergo. 100 anni di storia e un futuro pensato in grande. Una ricorrenza importante è quella celebrata questa mattina al Cinema Miotto dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo. Un fiore all'occhiello per l'intera regione e motivo d'orgoglio da esportare in tutto il mondo, dal momento che gli aspiranti maestri mosaicisti arrivano da 14 paesi diversi. È una storia lunga, ricordiamoci appunto che è nata 100 anni fa come prima grande occasione di formazione professionale per tanti giovani già nell'immediato dopoguerra. E per raccogliere degnamente il testimone di questo folto gruppo di mosaicisti e terrazzieri che tanto si era sviluppato nel nostro territorio nei secoli scorsi. E oggi, come allora, la Scuola Mosaicisti del Friuli continua a essere un centro di riferimento internazionale per tanti giovani che da tutto il mondo invece vengono adesso in Friuli, vengono a Spilimbergo per diventare maestri mosaicisti. Scelte lungimiranti che stanno dando i loro frutti. La Scuola Mosaicisti del Friuli rappresenta simbolo della città di Spilimbergo, città del mosaico. 100 anni fa è nata questa scuola per volontà tra l'altro di un mio predecessore, a dimostrazione che la lungimiranza della politica con la P maiuscola può poi portare a storie e a istituzioni come quella della scuola che tuttora rappresentano un'eccellenza con la loro storia certo, con il loro presente ma anche con uno sguardo rivolto al futuro. Genoa trasformato dalla cura Blessin, l'Udinese non va oltre lo 0-0 a Marassi. Sentiamo Cioffi. Secondo me non è mancato, cioè il coraggio c'è stato e la mentalità c'è stata. Siamo stati brutti, sporchi, poco noi. Diciamo 50 e 50 per l'atteggiamento aggressivo e tra virgolette disperato, non che fosse irrazionale, ma con la volontà di vincere la partita di prepotenza. Abbiamo perso metri, abbiamo preso la decisione di non giocare e di andare a fare la stessa battaglia che loro proponevano. Io credo che quando potevamo vincere la partita non ne avevamo più, non so come dirtelo, ma più a livello di energie nervose, fisiche, veniamo da un calvario che a parole si sta qui a parlarlo e si finisce fra 3 ore. Nonostante questo abbiamo affrontato a testa alta, senza cercare scuse, alibi, sapendo che la difficoltà di oggi è
il successo di domani. In Serie B il Pordenone ha vinto a Perugia al 90° grazie a una rete di Cambiaghi ed è ora a un punto dal Crotone, terzultimo. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.